Oggi si celebra San Raimondo. Il nome Raimondo ha origine tedesca e significa protezione divina. Il 31 agosto si celebra la Giornata internazionale della solidarietà, un'occasione per promuovere lo slancio verso il prossimo. Istituita dall'ONU nel 2005, questa ricorrenza ha l'obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema e al contempo di stimolare azioni di sostegno e collaborazione nei confronti di chi vive situazioni di disagio. Il tema della solidarietà è richiamato anche dalla Costituzione italiana, nell'articolo 2 che recita: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Usciti dall'hotel Ritz di Parigi, Diana Spencer, Lady Di, ormai separata dal principe Carlo d'Inghilterra, col nuovo compagno Dodi Al-Fayed, figlio del milionario egiziano, si allontana su una Mercedes cercando di seminare i fotografi. È appena trascorsa la mezzanotte del 31 agosto 1997. Imboccano a gran velocità il tunnel sotto il ponte dell'Alma, l'urto sul muro e poi la fine della corsa contro il pilone del ponte. Lo schianto è fatale per Al-Fayed e l'autista che muoiono sul colpo. Diana, ancora in vita, viene trasportata in ospedale dove spirerà 2 ore dopo. Sulle cause dell'incidente si avanzano tesi complottistiche che si scontrano con la verità delle indagini. L'autista aveva nel sangue quantità di alcol 3 volte più alte della soglia consentita. Sapete cos'è la luminescenza? È un processo in cui un materiale assorbe energia da una sorgente esterna e poi la riemette, come nel caso delle stelline che vengono attaccate alle pareti delle stanze dei bambini. Ed è proprio grazie alla misura della luce emessa che si possono datare resti di edifici, come mattoni e malte, ma anche ceramiche e terracotte, attraverso tecniche e metodi molto precisi della nostra amata fisica. Buona domenica ai 12 e per quanto sia un giorno di riposo, gli astri non vanno certamente in ferie e quindi oggi il reticolato planetario è veramente molto complesso e auspica bene. Andiamo a scoprire insieme segno per segno. Ariete, per voi la giornata è una giornata piena di cose da fare, di ambizioni, di sfogo a tutta una serie di cose che volevate fare da tempo e per cui non ne avevate il tempo. Oggi con il partner potrete di tutto, parlare di lavoro, uscire, fare shopping, anche un piccolo viaggio fuori porta. Non è importante la durata, sicuramente oggi siete iperattivi. Toro, la vostra giornata oggi è segnata da una luna che finalmente vi lascia in pace, torna la pace, l'armonia, il bisogno di riposo. Venere ancora però vi pungola un po' e Mercurio vi consiglia ancora di mantenere una certa calma e un certo silenzio. Gemelli, per voi la giornata oggi è una giornata un po' nervosetta, proprio perché forse siete un po' confusi e non sapete bene cosa fare. Il Sole è entrato in Vergine in quadratura con Urano e anche la Luna oggi ci si mette con una bella opposizione che vi fa sentire un po' nervosi, avete bisogno di comprensione, ascolto e di sentirvi capiti. Cancro, per voi oggi la Luna è decisamente una Luna molto dinamica e agguerrita, proprio perché nel regno di Giove, e Giove ospita nei vostri gradi, si crea un rapporto di mutua reciprocità, voglia di fuggire, voglia di cambiare, voglia di non lasciare nulla al caso. Leone, per voi oggi la Luna e Venere sono compatibilissime e creano un bellissimo trigono anche con Saturno e Nettuno. Questa configurazione planetaria vi porta un piccolo miracolo affettivo e una promessa che rassicura sia voi che il partner per il futuro.
Vergine, la vostra giornata oggi riceve sia la quadratura di Urano che quella della Luna. Oggi proprio non riuscite a stare fermi, non riuscite ad essere contenuti, neanche in famiglia, dove comunque non avrete voglia di sostare più di tanto. Oggi avete bisogno di una certa solitudine e anche di meditazione. Bilancia, la giornata oggi prevede delle sensazioni un pochino più aperte, più comunicative. Anche parlare di cose spiacevoli potrebbe essere liberatorio per voi, che oggi sentirete fortemente l'esigenza di confidarvi con qualcuno che capisca le vostre motivazioni. Scorpione, per voi oggi la giornata è una giornata di lungimiranza affettiva, una giornata in cui valutate i pro e i contro di un rapporto sentimentale che vi interessa ma che ancora non vi dà la soddisfazione sperata. Sagittario, per voi oggi la Luna nei vostri gradi si fa emotiva, è quadrata al Sole opposta a Urano. Oggi sembrate non indovinarne una, un po' distratti, un po' arraffazzonati, un po' confusi. Datevi tempo, fate calma intorno a voi e vedrete che tutto andrà meglio. Capricorno, una giornata oggi che prevede sempre quel Giove che vi pungola in tutta una serie di attese affettive per cui fremete. Oggi però la Luna vi verrà in soccorso tramite gli amici e vi dirà che è il caso di riderci su con delle persone che amate e che vi stanno al fianco da tempo. Acquario, seppure domenica oggi è una giornata piena di successi, perché Plutone nei vostri gradi riceve tutti i passaggi planetari più importanti per essere assolutamente trionfale. Oggi riceverete delle grandi gratifiche a livello corale, solo la vostra emotiva insicurezza a volte vi mette un po' in imbarazzo. Pesci, per voi la giornata oggi ha un che di nervoso, proprio perché la Luna entrando in quadratura dal Sagittario vi crea qualche problema. Forse alcuni di voi desidererebbero semplicemente tornare al lavoro. È notte fonda a Whitechapel, quartiere popolare della periferia di Londra. Alle 3:45 del 31 agosto del 1888 Charles Cross e Robert Paul fanno una macabra scoperta. Riverso a terra in un lago di sangue c'è il cadavere di una donna, orrendamente mutilato in diversi punti. Si tratta di Mary Ann Nichols, prostituta di 43 anni, riconosciuta in seguito come la prima vittima accertata del serial killer passato alla storia come Jack lo Squartatore. Siete pronti per un tuffo nel mondo dei modi di dire? Oggi vi spiego Jump the Shark, cioè saltare lo squalo. Questo modo di dire deriva da un episodio della serie TV americana Happy Days. Nell'episodio in questione Fonzie, per attirare l'attenzione degli spettatori, salta con gli sci sopra uno squalo. Da allora Jump the Shark si usa per descrivere un programma che raggiunge un punto di declino e smette di essere interessante. Una donna affascinante, Alma Mahler-Schindler. Legge Nietzsche, studia il greco, compone musica e ama uomini famosi. Tra i suoi compagni c'è anche Klimt, con cui iniziò una relazione a 17 anni e poi sposò Gustav Mahler, un uomo molto più anziano. Dopo la morte di Mahler si sposò con Walter Gropius, ma l'amore tumultuoso con Oskar Kokoschka la segnò profondamente. Quest'ultimo le scrisse lettere d'amore per oltre 30 anni e addirittura creò una bambola con le sue fattezze. Infine si unì a Franz Werfler, che dovette scappare per fuggire al nazismo. Alla fine la sua vita la portò negli Stati Uniti, dove divenne vedova nel 1945. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita è un ospedale in cui ciascun paziente è posseduto dal desiderio di cambiare letto. E anche la puntata di oggi finisce qui. Ci ritroviamo domani per nuove curiosità scientifiche ed informazioni di ogni genere. Vi aspetto, buona giornata dalla vostra Martina.